La città è sempre più destrutturata, sempre più in balia del turismo, il centro storico, sempre più in balia di droga e di malintenzionati a Mestre. Io poi che vengo dal Lido ho il problema della pista ciclabile, dei disastri che hanno fatto con la pista ciclabile. Venezia spopolata e turisticizzata in ogni angolo, Mestre in continua balia di gravi problemi di sicurezza. Pierangelo Del Zotto, candidato L'abbiamo sindaco già con Prima il visto e Veneto, non non vogliamo ha che dubbi succeda che questo questo con comune abbia questa bisogno di una volta. svolta netta e Vogliamo che decisa se vuole risollevarsi da una situazione difficile. Mestre ha purtroppo la fama di essere la capitale dello spaccio. Voglio dire, questa gente da qualche parte dormirà, da qualche parte mangerà, quindi con minimo di intelligence si può sicuramente destrutturare il business della droga. A Lido la nuova pista ciclabile è al centro di polemiche per tracciato, sicurezza e altre questioni, al punto tale da far esprimere riserve anche alla municipalità di centrodestra dell'isola. Prima il Veneto ha una posizione categorica. Al primo incidente noi chiederemo il sequestro della pista, che poi non è una pista, e poi la richiesta di danno erariale a tutti coloro che hanno partecipato a questa immane sciagura, quindi progettisti, ingegneri, dirigenti dei comunali, assessori, consiglieri di maggioranza, tutti quelli che hanno detto sì a questa pista, che non è una pista, ma che sta facendo il disastro al Lido ai danni dei lidensi. A queste elezioni comunali, Prima il Veneto si propone anche come alternativa all'astensionismo di chi non si riconosce più nell'attuale panorama politico. Non si dice né di destra né di sinistra, ma di chi ama la propria città. Vedo tanto nervosismo in giro perché qualcuno sa che se non vince il primo turno sicuramente perderà. Vedo gente che si sta riciclando, vedo gente che si sta facendo una verginità con una lista civica, quando sicuramente civica non è, perché ha imbarcato tutti quelli che prima erano da un'altra parte. E quindi dal mio punto di vista sicuramente sono assolutamente critico verso gli ultimi 11 anni di gestione della città di Venezia.